telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornato come ogni venerdì SPI-CGIL del Veneto. Rosanna Bettella, segretaria generale SPI-CGIL Padova, grazie di essere qui con noi, come Danilo Toccane, SPI-CGIL Veneto, segretario. Allora, abbiamo due temi che comunque, ben arrivato, si intersecano, comunque hanno una rilevanza e una profonda connivenza l'uno con l'altro. Da una parte parliamo dell'incontro che c'è stato tra il mondo giovanile, studentesco e gli anziani pensionati dello SPI-CGIL, che è un'occasione per parlare di legalità, è stata un'occasione per fare il punto sulla legalità, ma anche per dare delle opportunità ai giovani di comprendere meglio certi valori fondamentali e dare anche delle opportunità di conoscenza. Dall'altro, questione di attualità, tanto per cambiare, ci fosse un venerdì che non è una questione di attualità, è quella relativa alla vertenza, diciamo proprio vertenza perché c'è stato uno spiraglio di apertura, vedremo poi se questo continua ad essere, un tavolo forse di trattativa con le parti sociali, tra parti sociali e il governo, con il ministro Poletti, e vediamo dove si andrà a finire. C'è un po' di ansia, ci sono aspettative, qual è il punto della situazione? Vediamo un po' di farlo dalla luce di quel che emerge. Sì, allora ci sono in campo sia la mobilitazione del sindacato dei pensionati, quindi con lo SPI in testa, sia la mobilitazione delle tre confederazioni di CGIL e CISL-UIL, tutti sullo stesso tema. Pensioni, anche se la piattaforma confederale è anche più ampia perché è pensioni, lavoro e riforma fiscale in qualche modo. C'è stata la grandissima manifestazione dei pensionati il 19 maggio a Roma e qualche giorno prima, subito si sono come aperte le porte dicendo apriamo il tavolo di confronto sul tema pensioni. E quindi noi avevamo, come dire, eravamo contenti che insomma la mobilitazione, tutto quello che avevamo messo in campo avesse prodotto questa iniziativa. Il 24 il tavolo si è aperto con le tre confederazioni, con CGIL e CISL-UIL e alla fine da un tavolo ne sono usciti due, cioè che dovranno partire, uno che sarà dedicato solo alle pensioni e uno che sarà dedicato al lavoro, tema del lavoro. E quindi vedremo. Questo tavolo che si è aperto non ha detto altro perché i giornali, anche insomma la stampa si è buttata sul fatto aperto il tavolo e ipotesi, stra ipotesi, quando in quell'incontro non è stata presentata nessuna ipotesi. Quindi alla luce di una situazione di fermento che può compromettere comunque varie situazioni. C'è stata soltanto una promessa di intenti, una promessa di impegno di aprire questi due tavoli, si spera a tempi più ravvicinati possibile, perché noi come organizzazioni sindacali le nostre proposte ce le abbiamo da tempo, ormai da troppo tempo, a disposizione. E invece per quanto riguarda il governo, così notizie, illazioni, affermazioni buttate là o dal Presidente del Consiglio stesso o dai ministri o da parlamentari, però niente di preciso e di strutturato. Per cui auspichiamo che si apra più presto e che davvero il confronto sia serio. Ripeto, noi le nostre proposte ce le abbiamo per quanto riguarda le persone che dovranno andare in pensione e le abbiamo molto chiare, essendo io qua in rappresentanza del sindacato pensionati, per quanto riguarda invece le pensioni già in essere. Ecco, qui ci sono diverse questioni. Allora, sì. Una di quelle questioni che va chiarita è andare in pensione anticipatamente, lo scivolo in uscita sostanzialmente, con una decurtazione in percentuale, si parla appunto anche qua di percentuali, 2-3% a seconda, che poi anche qui bisogna vedere un aspetto. Se uno va in pensione prima, però fa un lavoro particolarmente usurante, che tanto per cambiare molte volte non è retribuito in modo
notevole, ed è la ragione per la quale a volte si svolgono certe mansioni, quindi non è professore universitario che ha una buona pensione, buone prospettive, può anche lavorare più a lungo, magari se la mente regge. Andare ad avere una decurtazione anche di una percentuale, dover chiedere un finanziamento a un istituto di credito, fare un'assicurazione, quel che può essere previsto, potrebbe essere pesante dal punto di vista economico. Certo. Viceversa, quindi non c'è una distinzione tra la qualità del lavoro che viene svolto e anche la quantità di retribuzione che si può percepire, perché una decurtazione del 2-3% in una pensione che è bassa è pesante, e anche la restituzione un domani, quando si dovrà restituire questo finanziamento, quanto sembra, potrebbe essere comunque oneroso, perché è sempre un prestito che uno fa, con degli interessi, immagino, no? Sgombriamo il campo, le organizzazioni sindacali non sono perché ci siano penalizzazioni né decurtazioni di pensioni. Parliamo però di questo il ministro continua a parlare di decurtazione. Ripeto, al tavolo presenterà la sua proposta, noi abbiamo la nostra e là si avvierà il confronto, però è bene che i nostri ascoltatori sappiano insomma qual è la posizione chiara del sindacato. Una pensione anticipata c'è già, che è quella basata attualmente 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini. Noi, a parte che noi chiediamo che siano 41 per tutti e non ci siano, questa è per noi la pensione anticipata. C'erano delle penalizzazioni per chi aveva meno di 62 anni, sono state tolte per alcuni anni, per cui dal 2018 queste penalizzazioni dovrebbero ripartire. Per cui dovrebbero ripartire. Sì, perché sono state bloccate solo per gli anni e ancora non abbiamo la restituzione di quello che è stato impropriamente trattenuto o penalizzato, quelli che per 1 anno e mezzo, 2 anni si sono trovati in quella condizione in cui la norma c'era. Certo. E non era stata sospesa, per cui già su questo bisognerà fare chiarezza. Quindi senza penalizzazioni anche se si ha meno di 62 anni. Per i lavori usuranti, anche questa è un'altra battaglia che stiamo chiedendo di rivedere il sistema dei lavori usuranti, perché è fermo a anni al norum. Io credo che ormai sono 10 anni che non si fa più una riflessione su cosa si intende per lavoro usurante, perché è cambiato anche il mondo del lavoro, sono cambiati i ritmi, sono cambiate le organizzazioni, per cui davvero va rivista questa partita ed è senz'altro vero che un lavoro usurante ha bisogno di tempi diversi, uno non può stare fino a 67 anni, no? 68 anni o 70. L'altra cosa che su cui bisognerà ragionare è l'aspettativa di vita che abbiamo solo qua nel nostro paese, che in tutte le previsioni, i calcoli che sono stati ipotizzati, nel 2030, 2020 uno andrà in pensione a 70 anni perché continua, no, anche se c'è stato sembra un rallentamento dell'aspettativa di vita, ma bisognerà capire se è un dato strutturale, se si verificherà oppure se è stato un caso eccezionale, insomma lo si vedrà. Quindi sono tante questioni che vanno affrontate seriamente una ad una per arrivare finalmente ad avere idee chiare su cosa aspettano le lavoratrici e le lavoratrici, i lavoratori e le lavoratrici per andare in pensione. Certamente poi c'è il tema, come dicevi tu, del valore delle pensioni. Anche questo, tutto il problema del sistema contributivo, ma soprattutto per chi andrà in pensione, per i giovani, perché questa è poi la preoccupazione grande che abbiamo, mondo, no? Perché se non riparte l'economia, se non si dà lavoro vero, non si riforma il sistema contrattuale di questo paese, ma continuano ad essere in piedi queste miriadi di contratti di lavoro precari e precarissimi, non si va da nessuna parte. Non si risolve questo problema, perché in sé il sistema contributivo ce l'hanno anche gli altri paesi europei, come dire, no? Ma
ha senso e possono dare una pensione di una certa entità se il lavoro è continuativo, un contratto di lavoro di quelli a tempo indeterminato, no? Il classico lavoro con tutte le tutele attraverso un contratto nazionale, un contratto decentrato. Questa è l'idea di lavoro che noi abbiamo e che insomma dovrebbe essere anche nella testa di chi ci governa. Assolutamente, concorda Danilo Toccane su questi aspetti? Io concordo perfettamente con questo passaggio, concordo un po' su tutto quello che ha detto Rosanna, ma in modo particolare su questo ultimo passaggio, che è stato il punto centrale anche dell'iniziativa che noi abbiamo promosso il 24 scorso con quel convegno, tra l'altro molto partecipato, al di sopra di quelle che erano le nostre aspettative dal punto di vista organizzativo, sia per quanto riguarda i pensionati di tutto il Veneto che sono, è vero, venuti, ma in modo particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani. Noi avevamo puntato su alcune decine di giovani presenti, invece abbiamo visto che erano oltre 80 i giovani che con grande attenzione hanno partecipato a questo nostro dibattito, che è stato un dibattito per quanto riguarda le scelte, per quanto riguarda le politiche nazionali, ma con un chiaro riferimento anche a quello che sta succedendo in Europa. Tant'è vero che noi avevamo presenti il rappresentante dei giovani all'interno della CES, cioè della Confederazione Europea dei Sindacati, e avevamo presente anche Carla Cantone che, come si sa, è recentemente stata eletta alla direzione europea del sindacato dei pensionati. Noi vediamo che ci sono, come dire, molte similitudini fra accadimenti, politiche che si tentano di praticare nel nostro Paese con quello che sta avvenendo anche a livello europeo. Il punto centrale è proprio quello che si diceva prima. Noi siamo in presenza di proposte, siamo in presenza di indicazioni, molte volte siamo in presenza di provocazioni, per la verità. E una delle provocazioni, per esempio, che è andata per la maggiore e che è ancora presente sulla scena politica, è quella del rapporto conflittuale fra giovani e anziani. Questo è un po' il punto, che si è tentato di rappresentare anche un mondo degli anziani che rubano il futuro, è vero, che rubano la pensione, che rubano i diritti ai giovani. Finalmente noi abbiamo fatto un po' di chiarezza, si sono un po' diradate le nubi da questo punto di vista e c'è una profonda consapevolezza che le proposte che il governo avanza in Italia sono le stesse che si tentano di far passare in Francia, che si tentano di far passare in Germania e in Spagna, e sono delle proposte che al fondo perseguono un obiettivo: la messa in discussione dei diritti per privilegiare lo sviluppo. Questo è il punto. E a me poi capita, tra l'altro personalmente, di girare l'Europa, visto anche questa funzione che ho all'interno dello SPI della politica internazionale, e mi trovo proprio a confrontarmi con le altre rappresentanze sindacali degli altri paesi e raccolgo proprio questa similitudine. Finalmente però anche il giorno 24 noi abbiamo sentito con grande precisione porre la questione che il problema non sono tanto quello delle regole o della destrutturazione del mercato del lavoro, cosa che noi respingiamo, è vero, ma il problema vero è quello del lavoro. È quello del lavoro che non c'è, perché vede, anche in questi giorni si mandano per le case milioni di bustoni arancione. Ma che tipo di operazione è questa? Le persone di 40 anni, di 50 anni ricevono a casa, diciamo così, un estratto conto dei contributi versati e lì si formulano delle ipotesi, delle proposte su quale potrebbe essere la loro pensione. Ma questo lo sapevamo già da prima, non avevo bisogno
di mandare a casa di milioni di lavoratori giovani il loro estratto conto, perché con la precarizzazione che esiste è fin troppo evidente che noi stiamo oggi lavorando con dei lavoratori che saranno i futuri poveri. Ma questa è una denuncia che come SPI, che come CGIL noi da lungo tempo andiamo facendo, perché con la precarizzazione del lavoro che c'è è fin troppo evidente che la pensione non ci sarà, perché mettiamola come vogliamo, io sono un pensionato che ha avuto la fortuna di avere, come dire, 38 anni di lavoro, di contributi che mi danno diritto a una pensione certa. Ma con, è vero, la precarietà che esiste, con l'uso dei voucher, con il fatto che si lavora 6 mesi, che c'è una forte stagionalità su tutti i campi, che c'è una riproposizione fortissima del lavoro nero, del lavoro non remunerato, anche nel nostro Veneto. Un attimo, 37 anni e non penso che gli anziani ci rubino il lavoro e comunque non è certo colpa loro. Devo tanto a mio nonno che mi ha veramente aiutato a rendermi autonomo, senza di lui non so cosa avrei fatto, sono un valore aggiunto in un paese del genere. Io sono totalmente d'accordo con il pensiero di questa persona, perché noi siamo portatori di solidarietà, siamo portatori di diritti, siamo portatori perché l'uomo, la persona sia posta al centro delle scelte, sia posta al centro dei meccanismi di sviluppo, è vero, di un paese. Noi respingiamo la, come dire, sottomissione del lavoro e del valore umano a quella che è la logica della ricchezza, quella che è la logica, come abbiamo sempre detto, del mero capitale. Allora, il problema, per ritornare, è che noi siamo costretti a condurre questa battaglia, che è una battaglia ideologica, è una battaglia politica, ma è anche una battaglia valoriale. Quello che noi riscontriamo è che, come il Signore che l'ha detto per il suo messaggio, ma anche quello che è stato detto da parte dei nostri giovani il giorno 24, è vero, c'è questa nuova consapevolezza da parte dei giovani che giovani e anziani dobbiamo lavorare assieme per costruire un futuro, è vero, migliore, un futuro positivo. Questo è anche il piacere, se lei mi permette, è improprio forse che lo faccia io, ma io ho provato una grande soddisfazione, per esempio, sull'esito delle recenti elezioni scolastiche che ci sono state anche qui a Padova, che ci sono state nel Veneto e nel Paese, cioè questa grande affermazione delle liste dell'UDU, delle liste della rete degli studenti che fanno poi complessivamente riferimento alla sinistra, fanno riferimento al mondo progressista, eccetera. Questa grande affermazione per me è un elemento di grande soddisfazione, perché allora vuol dire che i nostri giovani, ragionando, prospettando, portando esempi, coinvolgendoli nella vita sociale, che non è una cosa semplice. No, coinvolgere le persone è anche una questione complicata, certo. Per cui o sei per la logica dell'uomo solo al comando, e ne abbiamo un qualche esempio nel nostro paese, o coinvolgi. Noi del sindacato siamo per coinvolgere, e se mi permette, ecco, io sono molto soddisfatto di come i giovani hanno votato, liberamente hanno Quindi c'è stata votato. Partecipazione. Un attimo solo, vediamo dalla regia se gentilmente ci rimette in onda un messaggio che è arrivato, così lo possiamo anche leggere. Eccolo qui. Giusto combattere per le pensioni attuali, ma i giovani devono mettersi in testa che senza una rivoluzione poco probabile le pensioni loro non le avranno. Rimane da stabilire i versamenti dei dipendenti, che sarebbe quantomeno onesto toglierli a questo punto. Su questo ha ragione, non l'ho detto io prima, ma il Signore ha colto nel segno. Noi dobbiamo stare molto attenti, perché con il bustone, che ti fanno capire che la pensione pubblica alla fine dei tuoi anni lavorativi sarà pochissimo, qual è l'obiettivo strategico che si vuole perseguire? Non so se Rosanna è d'accordo, ma secondo me è quello di tentare di sottomettere la pensione pubblica
all'esigenza di avere come dire, il proliferare degli elementi privatistici con le assicurazioni, perché se tu a un giovane gli dici guarda Coco che tu nel 2050, nel 2040 la tua pensione sarà di 500-600 euro al mese, questo comincia a correre ai ripari. Come corre ai ripari se il lavoro per versare i contributi, è vero, non c'è? Ed è il gatto che si morde la coda, perché allora dovrebbe accendere una posizione previdenziale privatistica, ma per fare questo ha bisogno di avere un reddito, ha bisogno di avere un lavoro, cioè per cui comunque la si giri, il problema centrale di questo Paese è di che tipo di lavoro, di che tipo di sviluppo ci può essere in Italia. Questo è il punto sul quale non si ragiona, e invece noi vediamo che il quadro si riempie di che cosa? Tagliamo di qua, tagliamo di là, si parla di estensione di diritti a chi non li ha, cosa sulla quale noi siamo molto d'accordo, ma l'operazione non può essere quella di togliere i diritti a quelli che li hanno per darli a quelli che non li hanno. La redistribuzione non può avvenire in questo modo. La politica del governo che dice che deve fare la riforma delle pensioni, è vero, attraverso una redistribuzione di che cosa? L'abbassamento della mia pensione per dare la pensione al giovane. Non può essere assolutamente questa l'operazione. Allora il problema vero è quello che in Italia bisogna che si approfondisca il ragionamento su che cosa è possibile produrre nell'ambito di una redistribuzione del mercato del lavoro a livello europeo e a livello mondiale, sapendo che indietro non ritorneremo. E di conseguenza questo è il punto fondamentale. Dobbiamo interromperci un attimo perché siamo in pubblicità. Pochi secondi, leggiamo ancora un messaggio che è arrivato. Un grazie a tutti i nonni e i pensionati, un grazie a Renzi che nel cercare di metterci contro l'un l'altro mi ha fatto riscoprire valori che forse scordavo. Allora, molto bella questo pensiero. Andiamo in pubblicità, pochi secondi.